In occasione dell'importante convegno Rigenerazione Urbana organizzato dall'Ordine degli Architetti della provincia di Agrigento, svoltosi nel Castello Chiaramontano, gli allievi dell'Istituto Alberghiero Ambrosini di Favara, diretto dalla professoressa Milena Siracusa, guidati dai sapienti consigli dei professori, si sono cimentati nel servizio accoglienza, preparazione e distribuzione di un buffet. Un evento che ha messo in risalto non soltanto la personalità dei giovani allievi, che vengono istruiti, grazie anche a queste esercitazioni speciali, a saper svolgere in maniera impeccabile il proprio lavoro. Ambrosini di Favara ha fattivamente collaborato alla riuscita di questa iniziativa organizzata dall'Ordine degli Architetti. Ma c'è stato un grande lavoro di preparazione nelle officine della scuola, nelle cucine e poi qui un dispiegamento di forze per il servizio di sala e per il servizio di accoglienza turistica. Ringraziamo l'Ordine degli Architetti per aver dato fiducia a questa scuola che naturalmente opera in questo settore, ma che in momenti come questo riesce a portare avanti un'esperienza di lavoro a 360 gradi, misurandosi con la percezione e il gradimento degli ospiti proprio in un banchetto vero e proprio.